Settima corsa, premio Teben, corsa Tris, sono in 9 a 2060, anzi in 8 dopo il ritiro di Aramis B, mentre sono 7 a 2080, 1 Sogno d'Amore, 3 Ultimo Lord, 4 Ramirez B, 5 Ushuaia de Ariel, 6 Pedro Almodovar, 7 Visrod, 8 Vassallo, 9 Victory Rutre B a 2080, 10 Aguario Gas, 11 Pensiero Adri, 12 Zolabad, 13 Donatello Sisu, 14 Ubiboco SM, 15 Zenotab, 16 Khalid. Cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, partono velocissimo sia Sogno d'Amore che Ushuaia de Ariel all'esterno, poi si infiltra bene anche Pedro Almodovar dalla seconda fila, insiste Gianvito D'Ambroso su Sogno d'Amore. Numero 7, Visrod, squalificato. La squalifica per Visrod, intanto 200 metri in 15,5, primo passaggio davanti alle tribune, cerca di sistemarsi secondo, ma il posto non c'è. Gianvito D'Ambroso allora viene dritto con la figlia di Superlight, ma reagisce Roberto Vecchione con Sogno d'Amore, viene fuori un 14,2 qui davanti alle tribune. Maurizio Visco cerca di serrare sotto con Pedro Almodovar, ma ora il posto c'è e quindi Gianvito D'Ambroso si accoda secondo, mentre vediamo Ultimo Lord quarto alla corda. Tanto 600 in 44,2, vediamo poi Victory Rutre B in quinta posizione a precedere Donatello Sisu fra i più svelti del secondo nastro, ma intanto Roberto Vecchione mantiene ritmo sollecito col figlio di Broadway Hall che percorre in 59 secco il primo giro. Ushuaia de Ariel in seconda posizione, poi Pedro Almodovar a una decina di metri Numero che guida 16, il resto Khalid, del gruppo. squalificato. Tanto la squalifica di Khalid nelle ultime posizioni. Primo chilometro passato in 1,14,5, siamo al secondo passaggio qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio Sogno d'Amore su Ushuaia de Ariel, poi Pedro Almodovar, Ultimo Lord, ha spostato all'esterno Victory Rutre B in anticipo su Donatello Sisu, mentre addirittura in terza ruota Ubibogo SM, 15 qui davanti alle tribune, sempre Roberto Vecchione e Sogno d'Amore leader della corsa su Ushuaia de Ariel. Poi Pedro Almodovar che viene superato da Victory Rutre B che si mette in terza posizione, ultima curva passata in 15,2, sempre in vantaggio Sogno d'Amore, Ushuaia de Ariel e Victory Rutre B, in vantaggio questi tre che erano fra quelli che contavano di più del primo nastro, mentre Pedro Almodovar guida ancora il resto del gruppo, retta di là passato in 14,8, sempre in vantaggio Sogno d'Amore, ha spostato Victory Rutre B, a fianco Ushuaia de Ariel e si mette alla caccia del battistrada, che però sembra ancora tonico al comando. Roberto Vecchione, Sogno d'Amore percorrono l'ultima curva in 15 secco, retta d'arrivo con Sogno d'Amore in netto vantaggio, poi Ushuaia de Ariel e Victory Rutre B che lottano per il secondo posto. Sogno d'Amore viene a dominare su Victory Rutre B che batte Ushuaia de Ariel, mentre Pedro Almodovar è quarto su Vassallo che coglie il quinto posto, quindi raddoppio di Roberto Vecchione, vittoria stavolta con Sogno d'Amore, ancora grande partenza per il driver Aversano, veramente un maestro nelle partenze coi nastri, è partito bene con l'1. Il training è quello di Massimo Barbini per la scuderia Al-Gir. Sogno d'Amore in percorso di testa viene a vincere, buon secondo Victory Rutre B che batte Ushuaia de Ariel. Rivediamo la lotta per le piazze minori. Pedro Almodovar coglie il quarto posto, mentre si è gettato di galoppo Ultimo Lord, perdendo un piazzamento che va al Sauro Vassallo con Nicola Bortolotti. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è direttamente per giovedì prossimo, questo weekend non si correrà nell'ippodromo bolognese.